Investire in cultura è strategico per il nostro territorio. Io sono Caterina Cosseddu, rappresento Tele Sardegna, un'emittente televisiva locale che opera a livello regionale. Siamo una televisione storica e da quasi 30 anni portiamo la voce di Nuoro e del centro Sardegna in tutta l'isola. Negli ultimi anni abbiamo resistito alla crisi generalizzata del settore, abbiamo allargato l'offerta dei contenuti senza rinunciare alla nostra vocazione di servizio pubblico. Per esempio, siamo stati tra i primi in Sardegna a proporre il TG quotidiano in sardo e nella lingua dei segni. Gli attrattori culturali rappresentano un ottimo biglietto da visita per questo territorio e con questo intendo il nostro patrimonio storico, archeologico, la nostra letteratura, ma anche il nostro agroalimentare, i nostri prodotti, il nostro paesaggio. Viviamo in un territorio unico, ma dobbiamo farci conoscere. La nostra cultura va valorizzata e promossa. In questo senso possiamo fare di più e meglio. Per esempio, sarebbe utile fare sistema tra gli operatori culturali e turistici. Noi come Tele Sardegna siamo a disposizione per promuovere il territorio e il nostro patrimonio anche con la produzione di video promozionali istituzionali dei principali attrattori culturali del territorio. Certo, il settore culturale non può contare su grossi investimenti, né da parte degli operatori pubblici né dei privati. Investire in cultura non sempre è visto come una priorità, perché i vantaggi si vedono nel lungo termine, non sono immediati. Sono Salvatore Piled di Close Up Studio. Ci occupiamo di comunicazione, lavoriamo per le aziende e per gli enti, costruendo l'immagine coordinata, partendo dal logo fino alla presenza su web e sui nuovi multimedia application. Abbiamo elaborato un piano strategico di marketing che ha una forte attenzione verso la città. Il nostro progetto consiste appunto nell'aver studiato, elaborato e proposto una serie di percorsi di identità visive legate ai grossi brand culturali della città di Nuoro, partendo da Gressa Deledda per poi arrivare a Salvatore Satta o per quanto riguarda la candidatura di Nuoro a Capitale della Cultura 2020. Stiamo cercando di coordinare questi elementi per far sì che ci sia un unico elemento informativo, un unico elemento infografico utile ovviamente per la città e per il turista. Perché questo ragionamento? Perché siamo arrivati a un punto, credo importante, di analisi, di autoanalisi sul lavoro fatto o quello non fatto, diciamo che forse è meglio, in relazione appunto al lavoro di sistemazione, di integrazione degli elementi attrattivi della città di Nuoro. I poli museali, i personaggi storici sono completamente scollegati in questo momento. Nuoro ha bisogno di trovare un sistema comunicativo unico per far sì che ci sia un coordinamento generale. Si parte da un info point posizionata al centro della città, è un sistema su app mobile o cartaceo per quanto riguarda la ubicazione dei punti attrattivi. Questi sono i primi step fondamentali, poi chiaramente con l'utilizzo del media web e soprattutto con la pianificazione strategica dei brand nuoresi possiamo ovviamente coordinare e collegarci in maniera organica alla rete industriale e produttiva del territorio nuorese. L'azienda ha iniziato la propria attività negli anni 2000, i primi anni 2000, operando sempre nel settore della gestione, diciamo, dei flussi documentali, dei flussi dei dati. Noi ci occupiamo della gestione di qualsiasi tipo di documento, di qualsiasi flusso di dati, documenti correnti, ma anche di documenti storici. Digitalizziamo gli archivi storici dei comuni o di altri enti, li ordiniamo, li rendiamo accessibili online attraverso una digitalizzazione particolarmente accurata, a colori e così via. Questo fatto che cosa comporta? Comporta che la storia della nostra società, del nostro territorio, di molti nostri comuni, adesso è resa finalmente accessibile. Questo fatto sicuramente arricchisce, diciamo, il patrimonio del nostro territorio, richiama studiosi dall'esterno, è uno strumento nuovo messo a disposizione diciamo, di qualsiasi cittadino abbia interesse a questo tipo di conoscenze. È sicuramente un recupero importante anche perché attraverso gli strumenti della digitalizzazione quel tipo di informazioni non si perdono più.
mentre i documenti cartacei si vanno, diciamo, deteriorando per effetto dell'umidità, la muffa, il tempo che passa, i documenti digitali sono accessibili a tutti. Sotto questo profilo, ecco, noi contribuiamo, sia pure in un settore specifico, a far sì che la cultura sia uno strumento di arricchimento del territorio e dunque anche di sviluppo del nostro territorio, di strumento per produrre ricchezza, per produrre occupazione e così via. Sono Massimiliano, rappresento Portale Sardegna, un tour operator specializzato nella destinazione, operiamo dal 2001 a Nuoro. Riguardo agli aspetti culturali, riteniamo che sia fondamentale investire in cultura, perché la cultura rappresenta un asset strategico su cui costruire un obiettivo fondamentale per l'industria turistica, ossia la destagionalizzazione e l'allungamento della stagione. Uscire dal monoturismo legato alla destinazione balneare, che concentra comunque le presenze all'interno di 2 soli mesi estivi, può rappresentare in futuro un problema di competitività per la destinazione Sardegna. Pensate che ammortizzare un investimento in 2 mesi piuttosto che in 6 mesi ovviamente darebbe un impulso sulla competitività e quindi sui prezzi dei prodotti rispetto ad altre destinazioni determinanti. Per raggiungere questo obiettivo occorrono nuove motivazioni di viaggio e sotto questo punto di vista tutti quelli che sono gli asset culturali delle zone interne, non solo, possono, se messi a sistema e costruiti all'interno di un contesto dove tutti gli stakeholder operano, rappresentare un'ottima via di uscita e di sviluppo per il nostro territorio. Sono Egidia e faccio insieme a Battistino impresa da ormai 20 anni e abbiamo iniziato a fare ristorazione dopo un percorso di formazione, una ristorazione che voleva essere già diversa di esperimento. Abbiamo iniziato ad Orgosolo, l'abbiamo fatta per 12 anni e poi, guardandoci intorno, abbiamo cercato di aggiungere dei servizi del Monti Blu, trasferendoci qui a Nuoro, nella piazza Satta, fortunatissimi nel trovare questo sito fulcro veramente di cultura, di spiritualità e di storia di Nuoro. Qua ormai da 7 anni facciamo non solo ristorazione, ma abbiamo cercato di seguire qual era un po' la crescita dell'esigenza del cliente, cioè di fare esperienza, vivere la cultura del posto a 360 gradi. Qui riusciamo a farli mangiare, a fargli vedere quello che è Nuoro e la sua cultura, a fargliela visitare, fargliela leggere, acquistare i prodotti fatti dalle mani degli artigiani della nostra terra e comunque soprattutto fargli vivere insieme a noi quello che è il nostro vissuto, perché questa è la cultura che poi produce servizi. Noi abbiamo a che fare con i turisti sia della primavera, dell'autunno, dell'estate e tutti sono desiderosi di riportare a casa un'esperienza che sia completa. Per questo serve che noi ci siamo, che tutti i servizi siano aiutati sia dalle amministrazioni, ma anche il cercare di far rete tra noi, in modo che quando il turista vada a casa abbia avuto un'esperienza completa sia della ristorazione che della cultura, dell'artigianato, della parte naturalistica. L'azienda Gianpietro Puggioni nasce con me, che sono io il titolare. Ormai con me è la 3ª generazione, perché prima di me c'era mio padre, a sua volta c'era mio nonno, che ci ha tramandato la cultura del vino. Oggi noi lavoriamo intorno ai 200-250 mila bottiglie, non imbottigliamo tutto per il momento perché ancora diamo mercati locali per quanto riguarda lo sfuso. L'azienda non vende soltanto vino, ma vende pure territorio che è molto vocato sia per la viticoltura sia per altri prodotti della terra. C'è abbastanza interesse anche per quanto riguarda i turisti che stanno iniziando a venire a Mamujada per visitare sia la cantina, sia dei musei che abbiamo, sia il territorio stesso, fare delle passeggiate
in vigna e degustare poi i nostri prodotti locali. L'esportazione all'estero ci sta dando delle gratificazioni a livello aziendale e la gente apprezza il nostro prodotto. In sintesi, la Cantina Puggioni non vende solo vino, ma vende storia, cultura e territorio. Sono Flavio Gagliardi, il direttore dell'Acquario di Calagonone. L'acquario è aperto dal 2010 e ogni anno sostanzialmente è riuscito a ottenere un ottimo risultato come attrattore, direi, del territorio, perché comunque ogni anno abbiamo circa 50.000 visitatori. E il nostro acquario in termini di cultura parla di edutainment, quindi intrattenere facendo divertire. E in questi anni ci siamo resi conto sia delle nostre indagini interne, sia parlando con moltissimi operatori che ci circondano nel settore, che il concetto di rete è fondamentale. Il concetto di rete e soprattutto dello stare insieme sul nostro territorio, il territorio nuorese. Ci sono moltissime realtà che possono contribuire come dire, a completare l'esperienza dei visitatori, e ci siamo resi conto soprattutto di una cosa, che profilando i nostri clienti, in particolar modo nel periodo, nei cosiddetti mesi spalla, quelli che poi forse servono un po' più a tutti noi, c'è grossa necessità, c'è grossa sete di conoscere, di approfondire non soltanto quelle che nel nostro caso sono esclusivamente l'ambiente marino, ma anche l'enogastronomia, anche l'archeologia, anche tutti quegli altri aspetti che la cultura del nuorese esprime in modo incredibile. È sorprendente anche ottenere dei feedback. Abbiamo ottenuto talmente tanti feedback che ci dicono che la gente è tornata sorpresa, non si aspettava che questo territorio fosse così ricco. Una volta in più, quindi, stare insieme ci permette di proseguire e proseguire dando un contenuto molto forte.